Domus de Luna ho visto la Casa delle Stelle moltiplicarsi in 4 comunità, con 230 persone affidate dal tribunale. Metà sono bambini sotto i 12 anni. Ho visto luoghi abbandonati dove 1000 persone hanno trovato i loro spazi vitali. E con la cooperativa dei buoni e cattivi ho visto 140 persone ritrovare la dignità del lavoro. E poi c'è Codice Segreto. 62 ragazzi speciali che stanno costruendo quello che sarà dopo di noi. C'è ancora tanto da fare, ma io ho visto che con Domus de Luna le cose si possono davvero fare. Era Paolo Kessicoglu, e poi anche da questi titoli di coda credo che è indubbio che Domus de Luna abbia tanti amici, e questa è già una per bellissima... fortuna, sì. Allora abbiamo qui Ugo Bressanello, che è il presidente di Domus de Luna, l'inventore, il creatore, l'anima di questa realtà sociale. Chi sono questi ragazzi speciali? Ma allora sono tanti e diversi. Noi nasciamo con i piccoli. Con i piccoli che venivano allontanati. Domus de Luna nasce proprio perché c'è stata una legge che ha detto, per fortuna, In 15 anni che sostengo Domus de Luna, chiusi, e andava fatto entro il 31 dicembre del 2005. Noi ci siamo così, abbiamo pensato di provare a dare un dopo diverso rispetto a quello che era stato il mondo degli orfanotrofi, le esperienze che personalmente mi era capitato di conoscere, grazie insomma alla fortuna di essere un papà adottivo. Io ho 3 figli, uno di questi è adottato, e quindi ho conosciuto quello che c'era prima. Ho pensato di provare a fare diversamente un dopo migliore, e così è nata la prima casa. Doveva essere un periodo sabbatico, e forse l'idea era quella di fermarsi là, anzi sicuramente l'idea era quella di fermarsi là. Poi invece oggi le case sono 4, si occupano di piccoli, di adolescenti. Accogliamo ormai da una dozzina d'anni le mamme con i loro figli. Spesso e volentieri sono vittime anche loro, comunque fragili anche loro, per le stesse ragioni per cui vengono messi in protezione, vengono affidati a noi i loro figli. Insieme a queste cose sono nate anche altre prospettive, quindi altri ragazzi, nuovi bisogni e nuove risposte, ad esempio i buoni e cattivi, e quindi il dopo comunità, un'alternativa al penale, la possibilità di lavoro per chi ha disabilità, quindi una locanda dove ci sono camere, dove ci sono appartamenti, ristoranti. Oggi i ristoranti si sono anche raddoppiati, abbiamo la gestione delle strutture del Tennis Club di Cagliari, a Monte Urpino, e quindi diciamo un modo di di costruire anche il futuro, di fare il futuro con orgoglio, perché poi rispetto ad altri esempi del passato, anche qui abbiamo cercato un po' di innovare. Insomma, se dai buoni e cattivi si sta bene, tu torni perché mangi bene, dormi bene, sei servito bene e magari spendi anche poco, no? E bevi benissimo perché bevi vino Argiolas, per cui... Ecco, io credo che sia molto importante, quando parliamo di persone fragili, fare un discorso di qualità, Sì. e non di... Non fate la carità. non di carità, ma di qualità. Perché, Poi, benvenuta la carità. Certo, No, certo, ma però... dobbiamo andare oltre, dobbiamo Sì, crescere, no? assolutamente Perché sì. parliamo di persone delle quali bisogna scoprire i talenti. Lei è un manager, aveva un'altra vita precedentemente, no? Prima di arrivare qui. Questo è un classico, no? Che uno abbia un'altra vita, poi c'è questo cambio, e in questo cambio c'è una trasfigurazione quasi. Però credo che questo aspetto manageriale in qualche modo le serva ancora, perché una realtà di questo genere si deve anche reggere, deve avere una sostenibilità anche economica. Sì, deve avere una sostenibilità, deve guardare al futuro. Nel momento in cui noi
che per fortuna noi, sono più di 100 persone oramai da Mosdenuna, e quando noi pensiamo a un nuovo progetto, a un nuovo intervento, non lo pensiamo perché duri 1 anno, duri 2 anni, ma perché duri sempre. In questo modo magari ci creiamo tanti problemi in più oggi, però sono sicuro che sia il modo migliore invece poi per avere un sereno futuro domani. In questo senso continuiamo a fare e a fare diversamente. Avete visto delle immagini di una periferia che, insomma, oltre a Santeria purtroppo ce ne sono altre e so che sono nei pensieri del sindaco e penso che insieme agli investimenti sulle cose belle che ci sono, che vanno valorizzate, dobbiamo anche cercare di far sì che in questi luoghi un po' abbandonati, un po' lontani dal centro, ci sia un decoro, un orgoglio, no? Una volontà di vivere, di poter vivere diversamente, ci siano anche le condizioni. Avete visto che noi cerchiamo di colorare tutto, di dare un po' di allegria a quello che invece normalmente nell'edilizia popolare è questo grigio orribile che unisce un po' tutte le periferie d'Italia. Questo è un tema molto molto di attualità, cioè dare bellezza, proprio la nostra parola chiave, anche ai luoghi diciamo che possiamo considerare più marginali rispetto ai centri delle città, ma perché la bellezza genera bellezza in qualche modo, e quantomeno genera, e questo credo che sia molto legato alla vostra esperienza, genera senso della cura. Sì. Genera anche orgoglio di appartenere, no, a un territorio che altrimenti uno si vergogna anche a riconoscere. No? Io penso che Santa Teresa, per esempio, che è una periferia dove noi siamo molto presenti, qui a Cagliari, a Pirri, sia cambiata molto e le persone che ci vivono oggi sono persone diverse rispetto a quelle. Non è cambiato sostanzialmente, io mi auguro che sia un primo passo verso cambi ancora più sostanziali, no? Però già il poter tornare in una casa di cui non si avvergogna, no? Ma anzi di cui si è orgogliosi. In questo senso anche la valorizzazione del lavoro fatto da tanti artisti di strada che un tempo venivano chiamati imbrattamuri, no? Che venivano anche un po' ostracizzati nel loro lavoro. Non parlo di quelli che riempivano di tags, no? I pullman e i muri della città di Cagliari e un po' di tutte le città d'Italia. Parlo di quelli che danno bellezza veramente. Noi abbiamo la fortuna di averne tanti, vengono oltretutto da tutto il mondo, adesso si passano la voce, no? Quindi hanno iniziato a venire da Milano, da Roma, dal resto d'Italia, adesso vengono dal Belgio, ma vengono dalle Americhe, vengono dagli Stati Uniti, vengono a dipingere a Mosdenuna e mi sembra una cosa bella da raccontare. Ecco, in una delle vostre strutture c'è una frase chiave che dice: in questa casa è proibito dire non ce la faccio. Casa Futuro. Questo è una garanzia in qualche modo per il futuro di questa vostra realtà, quello che chiamiamo il dopo di noi? Quello è proprio il luogo del dopo di noi, è una casa che oltretutto noi abbiamo aperto nonostante il Covid, mantenendo le attività, aprendo, perché poi no, ci si dimentica spesso degli operatori che nel sociale in questi 2 anni non hanno mai chiuso, no? Perché si parla di altre categorie che vengono ricordate, ma ci sono anche gli educatori che in comunità non hanno mai smesso di lavorare un giorno, ci sono quelli che davano la spesa e hanno continuato a dare la spesa. Casa Futura è un luogo meraviglioso dove i ragazzi sono ragazzi con disabilità intellettiva, imparano a vivere da soli e quindi è vietato dire non ce la faccio, non è vietato non provarci. Ovviamente poi il non ce la faccio in realtà è accolto, no? Anche come motivo di difficoltà che viene condiviso. È una casa molto bella, è una casa dove non si vive ma si impara a vivere da soli, quindi sono tanti ragazzi, sono una cinquantina i ragazzi che stanno in maniera diciamo a rotazione, stanno provando quello che ci auguriamo possa essere un domani più sereno, non in strutture vecchio stampo, magari in case nuove che consentano loro di essere più indipendenti, più autonomi e magari anche un pochino più felici. Bene, grazie Bressanello, grazie per questa testimonianza. Grazie a voi.